Presidente Serracchiani, un danno veramente incalcolabile quello accaduto a Meduno. Innanzitutto, qual è lo stato d'animo tra i dipendenti e i titolari e soprattutto che cosa può fare la Regione in questo momento? Vanno ringraziati tutti perché hanno avuto veramente uno spirito e una reazione importante di fronte a quello che stava accadendo, quindi non solo nessuno si è fatto male, questo è importante, e quindi anche l'investimento fatto sulla formazione del personale da parte dell'azienda è stato importante, insomma è stato il segnale anche che ha permesso in questo caso, anzi per fortuna, di salvare delle vite. Per fortuna però il danno sembra meno importante di quello che si immaginava all'inizio. All'inizio si pensava che tutto lo stabilimento fosse andato a fuoco, in realtà una parte, quella nuova, quindi 2 linee di produzione sono rimaste fuori, non sono state interessate dall'incendio, il che significherà poter riprendere la produzione. Ovviamente sono andate distrutte le altre, quindi sarà necessario per un periodo di tempo fare un ragionamento con l'azienda, con i lavoratori, con l'imprenditore, però insomma io credo che se saremo in grado di fare il gioco di squadra che ha permesso a questa azienda non solo di rilanciarsi ma di espandersi, e stava ancora espandendosi anche in termini occupazionali, sicuramente riconquisteremo quegli spazi. Non ci manca lo spirito, non ci manca la determinazione, anzi siamo convinti che riusciremo a farlo. Già dalla prossima settimana mi pare che ci si possa sedere intorno a un tavolo. Sì, lo farà Friuli, all'amministrazione regionale, in particolare il vicepresidente Bolsonello, l'assessore Panariti. Dovremo trattare sia i tempi e i modi, diciamo così, per accompagnare i lavoratori, e dall'altra parte anche per recuperare, per far sì che l'azienda in poco tempo riesca a riavviare la produzione, e quindi siamo pronti, insomma, ad intervenire con tutti gli strumenti a nostra disposizione.